a questo punto, dopo Paolo Franceschetti, facciamo intervenire Lucia. Va bene? Sì, Lucia, non ti sentiamo. Quindi ecco, allora facciamo così, presento adesso Paolo e dopo diamo la parola nuovamente a Lucia Ruffato. Allora, Paolo Franceschetti è presidente di Lega Ambiente del Circolo Venezia dal 2017. È dottore di ricerca in scienze ambientali con specializzazione in depurazione delle acque, settore in cui lavora. Ha svolto un postdoc in agraria presso l'Università di Firenze. Questa sera ci presenta un po' le attività del Circolo Veneziano di Lega Ambiente. Aiuto, c'è un po' di rimbombo. E ci propone alcune considerazioni sull'importanza di una concentrazione condivisa sulla gestione dei corsi idrici. Ci porta all'attenzione la problematica della citazione, ecco, per quanto riguarda l'inquinamento lagunare nella laguna di Venezia, e naturalmente ci pone anche attenzione appunto sulla diciamo, ci porta anche una riflessione, ecco, sulla diciamo così, sulla incidenza che hanno gli scarichi idrici in laguna, soprattutto in relazione all'entrata in funzione del Mose. Allora adesso do la parola a Paolo e chiedo appunto poi a Lucia, insomma, di entrare dopo Paolo, ecco, di intervenire dopo. Sono tornata, scusate. Pronto? Ecco, buonasera a tutti. Mi presento, sono Paolo Franceschetti, sono il presidente di Lega Ambiente Venezia. Lega Ambiente è un'associazione conosciuta in Italia oramai perché ha una storia di oltre 40 anni nel territorio, con un approccio prettamente scientifico che prende dati scientifici per portarli alla conoscenza del maggior pubblico possibile. Partecipo per la prima volta a questa serie di incontri perché in effetti il Circolo di Venezia, che è localizzato soprattutto nel centro storico, ovviamente non abbiamo fiumi direttamente in città, nel centro storico veneziano, abbiamo più che altro canali, però come viene definito un fiume normalmente è un grande nastro trasportatore che colletta tutto quello che trova nel suo passaggio dalla sorgente fino alla foce, e noi ci ritroviamo in laguna ad avere una serie di fiumi e corsi idrici che scaricano all'interno della laguna. Ecco che quindi diventa prioritario per noi anche affrontare insieme dei processi partecipati dove poter portare l'attenzione anche di ciò che avviene allo scarico dei fiumi, oltre che alla conservazione dell'ambiente più in generale. Questo perché la concertazione, che è importantissima secondo noi, deve essere, come i contratti di fiume hanno come base, un punto di incontro che colga l'equilibrio tra i vari stakeholders, cioè portatori di interessi all'interno del bacino idrico del fiume che si sta andando ad analizzare. Questo secondo noi è fondamentale. Spesso e troppo spesso non viene utilizzato male in Italia. Io ho studiato per esempio in Olanda dove c'era proprio un corso d'esame che era contratti di fiume, tanto per essere chiari, cosa che in Italia non esiste questa cosa. Ed è perché a livello europeo ci si è resi conto come sia importantissima la concertazione e poter trovare soprattutto sui fiumi, quel punto di incontro delle varie industrie, agricoltori, piuttosto che associazioni ambientaliste e politici. Perché il fiume accomuna tutti, è inutile che non è un campo agricolo, chi può essere interessato solo chi ci sta intorno, un fiume invece è qualcosa che ci unisce e deve quindi anche diventare uno strumento politico questa forma di unione. Primo punto. Il secondo punto è che i fiumi purtroppo sono sempre stati, anche nel passato e anche ancora oggi purtroppo, speriamo sempre meno, considerati un po' dei luoghi in cui non volevamo andare a vedere, dei punti di scarico di inquinanti piuttosto che di rifiuti. Spesso coperti da alti argini dove ci si alzava sempre di più per cercare di allontanarsi e mangiare spazio ai fiumi, cosa che invece bisogna ricominciare a ridare spazio ai fiumi. Questo concetto che fino a non molto tempo fa di vederli come latrine
ha portato per esempio a un forte inquinamento poi verso le foci. Vediamo noi per esempio, abbiamo fatto un'analisi come circoli di legambiente, a Venezia abbiamo una concentrazione altissima di plastiche ad esempio, e in un futuro lo saranno ancora di più perché come diceva l'introduzione di Alessandro Pappano, con l'idea di andare a chiudere per svariati mesi all'anno, causa l'innalzamento dei mari, il Mose, ci ritroveremo che la laguna diventerà un acquitrino dove i fiumi scaricheranno all'interno e tutto ristagnerà lì. Questo quindi dobbiamo agire quanto prima per salvare, tutelare sia gli ambienti delle sorgenti del percorso del fiume, ma anche delle foci, perché se no punteremo e ci ritroveremo a dover risolvere dei grossi guai. Questo è per esempio un punto che volevo portare all'attenzione. Sono particolarmente contento appunto che vi sia questa reunion, mettiamola così, tra decine di associazioni questa sera, perché potrebbe essere il primo spunto almeno per quanto ci riguarda, per affrontare più globalmente possibile questa importante sfida che ci si riserva. Grazie. Grazie Paolo.